Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia, di nuovo in Friuli, di nuovo il Friuli Venezia Giulia protagonista nel 2016. Ma assolutamente sì, dopo un anno di stop e dopo una conclusione meravigliosa come quella del 2014 con l'arrivo finale a Trieste, ritorniamo in Friuli con una tappa importante di venerdì, una tappa molto dura che segnerà già probabilmente qualcosa in termini di classifica. Una tappa, l'ha descritta anche lei, un percorso più realistico che da ciclisti. Ma diciamo che in questo gioco il buon Enzo Cainero la fa da padrone, nel senso che il suo amore per questo territorio ha fatto sì di disegnare una tappa che toccasse tutte le valli del Natisone e che quindi fosse di promozione per questo territorio. Chiaramente è una tappa molto articolata, molto difficile, con 6 montagne da scalare e 4 importanti addirittura saranno gran premi durante il Giro d'Italia. In questa regione si è abituati anche a guardare lontano e quindi per i prossimi anni c'è sicuramente da aspettarsi il nuovo Zoncolan con qualcosa vicino. Ma vediamo, vediamo. Io credo che lo Zoncolan effettivamente dal Giro abbia tratto veramente grande linfa, però io credo che appunto la regione abbia tanti posti da promuovere come quest'anno con le valli del Natisone e quindi vediamo, sentiremo anche quale sarà la strategia turistico-sportiva della regione.